Dopo anni di proteste contro la liberalizzazione delle aperture domenicali introdotta dal governo Monti, sindacati e commercianti mostrano preoccupazione per la volontà manifestata dall'attuale esecutivo di limitare le domeniche lavorative a un massimo del 25%. In linea di principio siamo favorevoli, puntualizza Maurizio Arizzo della CISL regionale, che ha organizzato una tavola rotonda per discutere del tema. Ma non si può pensare di cancellare gli ultimi 7 anni con un colpo di spugna legislativo. Oggi per molti esercizi commerciali di piccole dimensioni chiudere ogni domenica significherebbe la fine della loro attività. Credo che anche chi era contrario oggi si renda conto che i competitor, il vero competitore non è solo la grande distribuzione che ha fatto leva in questi anni, sono proprio l'e-commerce. Il sistema va riformato, sostengono dal sindacato, in accordo con le categorie e gli enti locali. Una quantità di domeniche programmate nel territorio con una pari opportunità, quindi su un quadrante a rotazione, quindi come le farmacie sono un servizio essenziale, sono calendarizzate con chiaramente aperture e chiusure. Così bisogna fare nel commercio, perché oramai i consumatori hanno dimostrato che i loro bisogni, il loro volere, la loro capacità di interesse e di consumo lo si fa anche alla domenica. Va pensata una revisione della legge, riducendo ovviamente le aperture domenicali, ma assegnando le competenze alla Regione, che attraverso la concertazione può meglio definire quali sono le esigenze delle imprese e dei territori per una programmazione quindi che sia rispondente, diciamo, alle richieste che emergono da quel territorio sia dal punto di vista economico che valoriale ed etico. Salomoniche le conclusioni del direttore di Confesercenti Veneto Maurizio Franceschi. Si potrebbe ragionare sulle 20 domeniche all'anno, insomma da qui si può scendere un po', si può salire, ma insomma un punto di riferimento potrebbe essere questo.